a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento in diretta con Focus TG. Come sempre, come ogni giorno, puntuali, siamo qui a raccontarvi e a riportarvi le notizie dal Veneto, notizie, approfondimenti, quindi un'ampia pagina di cronaca, poi tanta attualità, i nostri reportage che oggi saranno incentrati sull'inizio del nuovo anno scolastico, su come è stato il primo giorno di scuola, ma andremo a toccare anche tanti altri argomenti, tante altre tematiche, dalla sanità alla sicurezza. Chiaramente tiene banco il problema dei rincari, dei costi e insomma dell'aumento dell'energia elettrica, del carburante, del gas e non solo. Tra poco però daremo la linea a Palazzo Balbi, seguiremo in diretta fra pochissimi secondi la conferenza stampa del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, a seguito della giunta regionale che si è conclusa poco fa, quindi andremo ad ascoltare le ultime novità, le decisioni prese e a fare il punto della situazione con il governatore Luca Zaia. Apriamo però questa edizione di Focus TG con una notizia che è arrivata poco fa in redazione. Parliamo di un grave incidente. Questa mattina, poco dopo le 7, lungo la strada del Costo a Cogollo del Cengio. Un motociclista di 30 anni, residente nel Veneziano, che viaggiava in direzione Asiago, nell'affrontare una curva all'altezza dell'ottavo tornante ha perso il controllo della sua Suzuki, invadendo la corsia opposta, finendo contro un muro di contenimento della carreggiata. In seguito allo schianto il Centauro è stato sbalzato all'indietro e insomma è finito sull'erba che costeggia il tornante, mentre la moto ha terminato la propria corsa finendo incastrata sotto il guardrail. Le condizioni del trentenne sono apparse subito molto gravi. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il SUEM 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. Il ferito è stato quindi immediatamente trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti sul posto 2 pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino. Abbiamo aperto con questa notizia di un incidente lungo la strada del Costo. Adesso prima di cedere la linea, di collegarci in diretta con Palazzo Balbi, lo ripeto, per il punto stampa del governatore Luca Zaia, vediamo nel prossimo servizio un investimento ieri a Susegana di una bambina di 9 anni, un altro pedone travolto questa mattina a Mansuè con esiti in questo caso mortali, quindi continua a scorrere sangue sulle strade del Veneto. Travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada poco distante dalla sede dell'impresa edile per cui lavorava. È un operaio bosniaco di 57 anni, Idris Amidovic, la quinta vittima della strada nella Marca dall'inizio del mese. Ancora una volta un pedone investito alle 6:30 del mattino, in questo caso lungo via Porto Buffolè a Mansuè, all'altezza di un distributore di benzina. A travolgere il 57enne con il lato destro della vettura un operatore sanitario di 73 anni, straniero residente nel Pordenonese, al volante di una Renault Capture. Immediati soccorsi all'operaio sbalzato di alcuni metri, troppo gravi però i traumi riportati, è morto praticamente sul colpo. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Conegliano. Amidovic lavorava per l'impresa Cimitan di via Vizze, la moglie e i figli, attualmente in Bosnia, stanno ora raggiungendo l'Italia. Lo ripeto, in attesa di collegarci con Palazzo Balbi, noi andiamo avanti, approfondiamo un attimo e apriamo per un attimo la parentesi sul Covid, perché sono arrivati i dati che fotografano come sempre l'andamento del contagio nel nostro territorio, nella regione. Ebbene, è di poco sotto quota 3.000, siamo esattamente a 2.916 il numero dei nuovi contagi Covid registrato in Veneto in queste ultime 24 ore, 2.245 più di ieri, ma sappiamo
oramai insomma abbiamo imparato che i dati, le rilevazioni del lunedì sono sempre da prendere un po' con le pinze, quindi lo ripetiamo, 2.916 nuovi contagi, quindi questo è il delta praticamente dei positivi nelle ultime 24 ore, si contano purtroppo 6 vittime, lo riferisce il bollettino delle regioni, i nuovi casi portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 2.223.196. Quello dei decessi sale drammaticamente, insomma, a 15.418 vittime. I soggetti attualmente positivi salgono di poco, raggiungono quota 36.133, quindi più 46 nelle ultime 24 ore. Migliora la situazione clinica con 508 malati di Covid nei reparti ordinari, quindi meno 29 ricoveri nelle ultime 24 ore, quindi sono liberati 29 posti in ospedale e le terapie intensive in Veneto fanno segnare un 22, meno 6 rispetto alle ultime 24 ore. È arrivato il governatore Luca Zaia e quindi noi ci colleghiamo in diretta adesso con Palazzo Balbi. Cerchiamo di dare un po' di ordine alla conferenza stampa. Intanto ringraziamento e saluto alle Proloco del Veneto, che sono qui rappresentate ovviamente dal presidente Folador, dal vicepresidente nazionale Fernando Tomasello, poi da tutta la delegazione. Mi scuso se non vi cito tutti, ma in particolar modo vorrei salutare Francesco Occhi e Maurizio Favazza, che sono gli autori del libro che verrà presentato oggi. Eccoli qua. Che andar per feste è tutto il titolo, dopo lo diranno loro. Sono 530 Proloco e noi li ospitiamo volentieri, dopo passerò la parola a loro, perché si tratta di forse il primo volume nella storia che riesce a raccogliere gli eventi più significativi e identitari della comunità veneta, che vanno dalle sagre, alle manifestazioni identitarie, all'enogastronomia e altro ancora. Quindi sarà, diciamo, io l'ho definito il portolano, no? Cioè il nostro punto di riferimento, cioè il libro, il portolano è quel volume, quel testo che c'è nelle imbarcazioni e che dà appunto il quadro di tutti i porti dove ci sono gli attracchi sicuri. Ecco, questa è l'idea. Allora, oggi abbiamo fatto giunta. Mi interessa dirvi che intanto abbiamo approvato un provvedimento che è utile a comunicare ai cittadini del Veneto, che sono i grandi eventi. Oggi i grandi eventi vengono deliberati e quindi stabilito che alcune manifestazioni vanno nel comparto dei grandi eventi, quindi c'è questa grossa delibera di oggi che vale circa 700.000 euro che identifica i primi grandi eventi da finanziare, che sono la beatificazione del Papa Luciani, che è avvenuta, c'è una serie di iniziative, diciamo, a corredo che noi abbiamo sostenuto a partire dal museo e da altre iniziative. I 400 anni del Teatro Stabile del Veneto, quindi in occasione dei 400 anni partiranno tutta una serie di attività, ovviamente per dare produzione artistica e fruibilità della produzione artistica ai cittadini del Veneto, il bicentenario del Canova, e quindi anche qui si dà un'attuazione su Treviso, su Bassano, anzi su Bassano, su Treviso, e quindi tutte le iniziative, fra l'altro con una mostra che voi, della quale avete sentito parlare sicuramente, Canova Genio Europeo, e poi tutta una serie di altre attività, e poi gli eventi sportivi che mi interessa sottolineare, ve ne dico alcuni, poi vi consegniamo la delibera. La prima campionato mondiale di gravel, quindi è questo nuovo sport, fra virgolette nuovo, dell'utilizzo della bicicletta gravel, e quindi avremo il primo campionato mondiale in Veneto. Altre attività che si fanno, i mondiali di Cortina, la fabbrica del Rinascimento con tutto quello che concerne, diciamo, l'attività del Palladio, del Veronese, di Jacopo da Bassano e altri, insomma tutte le grandi mostre avrete modo di vederle in delibera. Oggi qui, prima di passare la parola alle Proloco e poi essere a disposizione per le domande, c'è anche l'assessore Lanzarin. Voi vedete che il Covid, il bollettino di oggi ci dice
poco meno di 3.000 contagiati, sono 2.910 se non ricordo male. Abbiamo 22 persone in terapia intensiva, quindi una situazione assolutamente sostenibile. Direi ai limiti da non farci neanche più un bollettino, ma noi vogliamo continuare ad avere il bollettino per avere una dimensione di quello che sta accadendo nelle terapie intensive e continuare a controllare le curve nell'andamento dei contagi e dei ricoveri. 508 persone ricoverate e vi ricordo che le due punte massime, cioè in terapie intensive che oggi sono 22, la punta massima è arrivata a 550 persone a dicembre 2020. E per i ricoveri 508 a dicembre 2020 erano 3.400. Noi eravamo già sull'orlo del collasso della sanità, quindi non smetterò mai di ringraziare i nostri operatori. Oggi la situazione Covid è una situazione assolutamente sotto controllo, cioè se facessimo il bollettino per sindromi influenzali avremmo dati probabilmente anche più complicati in stagione. Certo è che non possiamo abbassare la guardia, ho avuto modo anche di parlare con il professor Remuzzi la scorsa settimana che ho incontrato a Padova e anche lui portava ovviamente l'esperienza di un grande scienziato, di un grande studioso. Voi sapete che poi ha consolidato ancora di più il tema delle cure domiciliari e dei trattamenti da farsi in caso di infezione e ha ribadito il tema della vaccinazione, nel senso che dice che le pubblicazioni scientifiche confermano l'efficacia della vaccinazione per l'esordio della malattia grave, contro l'esordio della malattia grave. Per questo motivo adesso passo la parola all'assessore Nazzarin. Vi ricordo che in Italia la vaccinazione per la quarta dose è autorizzata per gli over 60, quindi chi ha più di 60 anni, e per gli over 12, per chi ha più di 12 anni, se fragili. Quindi vuol dire fondamentalmente rispetto all'età solo per chi ha più di 60 anni, rispetto alla condizione di salute per tutte le età sopra i 12 anni. E voi sapete che noi abbiamo già iniziato le vaccinazioni per la quarta dose, poi l'assessore vi darà anche un aggiornamento, ma c'è una novità perché da ieri abbiamo iniziato con il nuovo vaccino, quindi con il vaccino adeguato alle varianti, anche se la letteratura scientifica riconosce l'efficacia anche di quello tradizionale, il Pfizer della situazione che hanno somministrato nelle prime 3 dosi. Passo la parola all'assessore Lanzarin. Incombe la pubblicità e allora noi adesso ci fermiamo un attimo, ma restate con noi perché fra 2 minuti torniamo con la nostra diretta di Focus TG. Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora, qualora ci fossero aggiornamenti importanti dalla conferenza stampa di Palazzo Balbi, saremo pronti a ricollegarci. Noi dobbiamo dare però priorità alla cronaca perché un malore improvviso è stata la causa della morte di Andrea Riello questa mattina, classe 62, imprenditore veronese che si trovava a Minerbe nella sede della Riello Sistemi SPA, la società fondata dal padre nel 1963 e da lui oggi guidata. Quindi una notizia che ha scosso non solo l'ambiente economico imprenditoriale, ma insomma è una notizia che colpisce perché parliamo di uno dei tanti tasselli della Riello Industries che ha visto i figli Giuseppe, Pierantonio, Nicola e appunto Andrea portare avanti la vocazione imprenditoriale del padre. Dai primi anni 90 Riello è stato anche impegnato in attività associative in Confindustria, tra le altre dal 2000 al 2004 presidente di UCIMU, l'associazione nazionale di categoria che riunisce i costruttori delle macchine utensili, e dal 2002 al 2004 presidente di Federmacchine, la federazione nazionale di Confindustria. Nel maggio 2005 è stato eletto a guida di Confindustria Veneto, carica che ha ricoperto fino a gennaio 2009. Quindi lo ripetiamo, un malore improvviso è costato la vita ad Andrea Riello, l'imprenditore veronese classe 1962. Quindi il cordoglio di tutto il network, la redazione di Media Nord-Est per questa tragica notizia appresa
questa mattina. Noi andiamo avanti adesso sempre con la cronaca, perché dobbiamo tornare su un argomento drammatico, quello degli incidenti sulle strade, incidenti mortali. Ieri a Mirano a perdere la vita Paola Mauri, colpita da un'auto mentre andava al mercato in bicicletta. Vediamo. Tragico incidente questa mattina lungo via Ferrarini a Mirano. Un'anziana signora residente del posto è stata investita mentre correva in sella alla sua bicicletta. Si chiamava Paola Mauri, aveva 82 anni e l'impatto con l'auto guidata da un 86enne del posto non le ha lasciato scampo. L'anziana stava andando al mercato quando, all'altezza dell'incrocio tra via Wolferrari e via Porara, proprio davanti alla chiesa di San Leopoldo Mandici accanto alla parrocchia, è avvenuto lo scontro. Sul posto è giunta immediatamente l'ambulanza del 118, i cui sanitari però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Secondo le prime informazioni, sarebbe finita parzialmente schiacciata sotto il peso dell'auto. In supporto alle operazioni di soccorso sono arrivati anche i vigili del fuoco, che più tardi hanno spostato l'automobile, e la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruendo la dinamica, delimitando l'area. La signora era appena uscita di casa, poco distante dal luogo dell'incidente. Era vedova e lascia 3 figli, di cui uno che viveva insieme a lei. Il drammatico incidente pone l'attenzione su una questione che già da tempo molti residenti della zona segnalano, senza però ottenere risposta. È un stop pericoloso questo, sia di là che di qua, tutte e due le strade. I bambini camminano là per andare a scuola, che li vedo tutte le mattine. E qua non si vede niente, quando si va fuori da questa strada non si vede niente. Quando che io vengo a portare via immondizia con mio marito, queste strisce pedonali, se tu non li fermi le macchine vanno via dritti. È pericoloso per i bambini di a scuola, anche quello passaggio che è là, dove c'è la signora morta poverina, anche là è pericoloso. Torniamo adesso a parlare della sparatoria a Mestre, nel centro commerciale. Non appena si riprenderà, il comune gli conferirà un encomio. Queste sono le parole del sindaco di Marcon nei confronti della guardia giurata a cui hanno sparato sabato mattina. Vediamo. L'impegno di Luca ci rende orgogliosi, un cittadino di Marcon che ha sventato una rapina che ormai è sotto gli occhi di tutti. È stato un evento, a mio parere, eroico. Migliorano le condizioni di Luca Girardini, la guardia giurata 59enne della Civis residente a Marcon, che sabato mattina, poco dopo le 10:30, al centro commerciale Le Porte di Mestre, è stato colpito con 2 colpi di pistola all'inguine. Il terzo è andato a vuoto dal 65enne sardo che voleva rapinarlo degli incassi di alcuni negozi appena ritirati. Ferito, Girardini era riuscito a disarmare il malvivente, bloccandolo dopo una violenta colluttazione e consentendone l'arresto da parte della squadra mobile. Ecco perché il sindaco di Marcon, non appena il 59enne sarà dimesso, gli consegnerà un encomio. È un esempio di serietà, di il senso del dovere, il senso di responsabilità di un lavoratore che prende a cuore quello che sta facendo. E proprio questo è il motivo per cui l'amministrazione comunale di Marcon si impegnerà a riconoscere ovviamente il suo importante impegno, ma soprattutto questo grande senso di responsabilità che ha dimostrato. Nel frattempo è rinchiuso in una cella di Santa Maria Maggiore Luigi Carta, rapinatore pluripregiudicato, da tempo residente nella zona di Udine. È stato portato in carcere dopo essere stato medicato all'ospedale di Mestre. Conosciuto dalle forze dell'ordine con il soprannome di Lupo Solitario, a sottolineare la sua propensione ad agire senza complici, non si aspettava certo la coraggiosa reazione del vigilante, che l'ha rincorso per riprendersi le sacche con i contanti mentre lui tentava di fuggire. Mio marito ha evitato una strage, il commento della moglie Gianna Gialone. Noi continuiamo con la cronaca che ci porta a Ponte San Nicolò, dove nel fine settimana si è sfiorata la tragedia. Nel prossimo servizio parliamo di un rocambolesco incidente che poteva avere un epilogo drammatico.
Ha sfondato il guardrail planando con l'auto a pochi metri dal fiume Bacchiglione e poi è scappato. I vigili del fuoco alle 3:45 di domenica mattina sono intervenuti a Ponte San Nicolò in via Sant'Urbano per la segnalazione di un'auto volata giù dal ponte di ferro. Quando sono arrivati però non hanno trovato l'automobilista all'interno della vettura. Lo hanno cercato nelle vicinanze non trovando nessuna traccia. Evidentemente il leso si era allontanato prima dell'arrivo dei soccorsi abbandonando la sua Volvo. Sul posto le forze dell'ordine per cercare di individuare a chi appartenesse l'auto. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza il mezzo quasi distrutto. Ci spostiamo adesso nel Padovano, dove una donna è stata denunciata per aver utilizzato i buoni pasto trovati nel suo locale, ma i buoni pasto non appartenevano a lei. Aveva dimenticato per una distrazione i buoni pasto sul bancone e la barista, invece di restituirli, li avrebbe utilizzati per fare la spesa. Una vicenda che riguarda due donne che tra l'altro si conoscono e la vittima è un giudice del Tribunale di Padova. Il fatto risale a maggio, quando il magistrato non trova più la tessera dei buoni pasto, ma la barista del locale, frequentato spesso, nega di averla trovata. Il giudice non le crede del tutto e così la procura avvia un'indagine che si chiude in pochissimo tempo, con la scoperta che la tessera era stata usata per 2 spese al supermercato, 400 euro totali. Ora la donna è indagata per indebito utilizzo di carte di pagamento e rischia una condanna e una multa. Parliamo adesso di lotta allo spaccio di stupefacenti, lotta anche al degrado, quindi rientra tutto nella casistica della sicurezza che ha portato la polizia locale nord-est vicentino a concludere 4 operazioni con il sequestro di droga e denuncia di 2 persone. Agosto caldo per la polizia locale nord-est vicentino, che ha setacciato quartieri, aree pubbliche, svolgendo una capillare attività antidroga. Nel solo mese di agosto 4 operazioni hanno portato al sequestro di 630 grammi di marijuana, 175 grammi di hashish, di bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Denunciate 2 persone e segnalate in 5, tra cui 2 minori, alla prefettura in quanto utilizzatori di stupefacenti. Nel comune di Lusiana Conco, in proprietà privata, è stato rinvenuto il quantitativo di 600 grammi di marijuana. Determinante l'apporto del cane antidroga Ronny, che ha permesso il rinvenimento di 1,5 panetti di hashish occultati all'interno di un'autovettura che circolava a Tiene. Con l'inizio dell'anno scolastico è prevista l'intensificazione dei controlli presso gli istituti e soprattutto nella stazione delle Corriere di Tiene. Profondo il cordoglio della comunità dopo la morte di Antonello Peatini, il presidente provinciale degli agenti di commercio di Confcommercio, morto durante un'escursione in montagna. Dicevamo, una comunità che si è stretta intorno alla figura di quest'uomo, una notizia che è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La notizia è rimbalzata subito in città, dove Antonello Peatini era conosciuto e stimato, dirigente di Ascom e presidente degli agenti di commercio. Era impegnato anche in politica. Nel 2013 e nel 2018 il 65enne si era candidato alle elezioni comunali nelle liste a supporto dell'ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo. Un fulmine a ciel sereno, commenta Franta oggi Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio. Lascia un grande vuoto umano ma anche nella rappresentanza. Aveva saputo unire e dare voce al gruppo degli agenti di commercio, un gruppo importante nel settore dei servizi di Confcommercio. È riuscito a comporre un'ottima squadra che avrà il compito di proseguire il lavoro tracciato in questi anni. È una persona che aveva principalmente la caratteristica di aggregare, una dote non comune, e soprattutto per questo lo ricorderemo, e alla famiglia va il nostro più sentito cordoglio. Era un'esperta guida alpina, era stata anche tra i fondatori del gruppo Logorai del CAI.
ieri aveva deciso di fare un'escursione a Passo Pradidali nella Valle del Primiero in provincia di Trento. Stava percorrendo il sentiero 709 insieme ad una cinquantina di persone quando ad un tratto si è accasciato a terra colpito da un malore. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, sul posto è arrivata un'equipe medica che nulla ha potuto fare. Peatini è morto poco dopo il malore. Il corpo è stato trasportato a San Martino di Castrozza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ci fermiamo adesso per un piccolo break pubblicitario, ma rientriamo subito dopo per parlare di scuola, perché insomma ieri prima campanella per migliaia di studenti, di alunni che hanno avuto modo di riabbracciarsi, di ritrovare, di riassaporare quella normalità che sappiamo tutti insomma quanto ci sia mancata in questi 2 anni. Tanti sorrisi senza più le mascherine e poi ascolteremo proprio la voce di tanti studenti e insomma la loro maggiore soddisfazione è quella di poter riavere il proprio compagno di banco, di poter rivivere quella socialità durante l'intervallo, durante la pausa, nei corridoi, insomma rivivremo il primo giorno di scuola degli studenti veneti tra poco dopo la pubblicità. Restate con noi. – 12:30, siamo in diretta puntuali, lo saremo fino alle 13:30 per continuare a raccontarvi tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto per i nostri approfondimenti. Allora mettiamo per un attimo da parte la cronaca, torneremo più avanti con un altro blocco di notizie, però come vi anticipavo prima della pubblicità è il momento di tornare tutti quanti a scuola. Ieri primo giorno del nuovo anno scolastico, allora abbiamo fatto un giro nelle varie province, nelle varie zone del nostro territorio. Iniziamo da Bassano del Grappa, suonata la campanella appunto per il primo giorno di scuola, tutti senza mascherine, siamo stati al centro studi, vediamo. Giorno di scuola, un inizio che sa davvero di rinascita e ritorno alla normalità, perché si torna in classe senza mascherina, pur mantenendo e garantendo le misure di sicurezza basilari. Sembrano appunto attenuarsi le restrizioni dovute alle misure di contrasto all'emergenza pandemica. Abbiamo sentito diversi ragazzi e ragazze anche fuori, dicevano finalmente non abbiamo più la mascherina. Ha pesato molto sui giovani questa cosa? Da quello che possiamo percepire sì, e bisogna anche sottolineare lo spirito di sacrificio che i ragazzi hanno avuto in questi anni. E difatti sono proprio i ragazzi e le ragazze che abbiamo incontrato al centro studi che confermano il piacere di riguardarsi in faccia senza mascherina. Sicuramente il primo giorno di scuola quest'anno è un po' diverso, il primo possiamo dire normale e adesso io ho ansia per gli esami essendo in quinta. È andata bene questo primo giorno, comunque per fortuna siamo ritornati alla normalità senza mascherine, senza vari obblighi imposti dal Covid. È una marcia in più per poter affrontare meglio l'anno, decisamente. Potersi rivedere in faccia? Assolutamente sì. Importante senza mascherina perché aiuta meglio la socializzazione tra i compagni, è stato un periodo difficile quello del Covid, soprattutto a livello scolastico è stata molto dura. È da 3 anni che non vedevamo classi, che veramente adesso non so neanche più che faccia abbiano certe persone, quindi è stato bellissimo. Eravamo ormai abituati davanti al computer, invece adesso è una cosa bellissima vedere i nostri compagni, i nostri amici come prima. Ragazzi contenti, soddisfatti, si sono visti tanti sorrisi e questo appunto è possibile grazie al fatto che non si indossano più le mascherine, ma restiamo un attimo ancora a Bassano del Grappa prima di spostarci nel nostro tour. Andremo a Padova, andremo a Treviso, andremo a Vicenza. Dicevo, restiamo un attimo ancora a Bassano del Grappa perché nel primo giorno di scuola siamo stati in 2 istituti, in 2 scuole elementari al centro di accese battaglie negli ultimi mesi, Rondò Brenta e Sant'Eusebio. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Le 2 facce delle scuole primarie a Bassano nel primo giorno di lezioni dopo la lunga pausa estiva. Da una parte la gioia dei genitori e dei bambini della Francesco d'Assisi di Rondò Brenta, dove mamme e papà hanno portato avanti e vinto una battaglia sostenuta anche da Rete Veneta perché partisse la prima classe e il quartiere non perdesse un servizio tanto importante.
Siamo felicissimi di questo grandissimo risultato, e più per i nostri figli e anche per questo quartiere, perché è il nostro gioiellino e continuerà a vivere. Oggi volevo ancora di nuovo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per fare rinascere la nostra scuola, la nostra amata scuola. Cosa ti aspetti da questa prima elementare? Che sarà bello. Sei felice di cominciare la scuola? Sì. Sì, cosa pensi di fare? Niente, mi piace tanto. Cosa vorresti imparare? Tante cose. A me mi piace tanto quello che è la scuola che fai io. Io vorrei essere una maestra e imparare tutto. Questa una faccia della medaglia ricevamo, l'altra ci porta a Sant'Eusebio, dove una scuola è ancora per aria, bambini ospitati ancora alle Canossiane in Viale dei Martiri. Il comune ha assicurato che nel ponte il 1° novembre ci sarà il trasferimento a Sant'Eusebio, ma i genitori hanno fortissimi dubbi, visti i precedenti e le promesse mancate da parte di chi amministra la città, sindaca Pavanni in primis. Adesso siamo ancora nell'incertezza più totale, cioè non sappiamo ancora quando saremo, dicono a novembre. Io ieri sono passata da là, mi sembrava che i lavori fossero ancora un po' indietro, però per carità siamo aperti a tutto, ai miracoli. Se cominciamo a novembre, se ci avessero ascoltato, avessero iniziato i lavori subito, non si sarebbe dovuto fare ulteriori mesi di affitto in un altro locale, ecco, questo è chiaro. E poi non si sarebbe dovuto fare comunque un trasloco durante l'anno in fretta e furia, non da ultimo anche questo, insomma, va a pesare. Sono state dette tante cose, però insomma speriamo che portino avanti quello che hanno detto. Ci hanno assicurato che nel Ponte dei Morti verrà il trasloco e quindi noi fino a data che loro ci hanno dato speriamo che sia così. Problematiche di cui insomma noi di Rete Veneta ci siamo occupati, continueremo ad occuparci. Noi però adesso torniamo ai sorrisi, torniamo alle emozioni del primo giorno di scuola. Come vi dicevo, sarà un po' un tour che faremo in giro per le province del Veneto. Adesso ci spostiamo a Padova. Per chi suona la campanella, sono oltre 105.000 gli studenti padovani che oggi tornano a sedersi tra i banchi di scuola, il segnale più visibile nel traffico cittadino, più sostenuto fin dalle prime ore del mattino. Materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Quest'anno scolastico è caratterizzato dalla bella notizia del rientro in classe senza mascherina e senza la misurazione della febbre. Si riprende col piede giusto e speriamo che questo stato dell'arte continui anche per i prossimi mesi. Le misure Covid ovviamente sono allentate e non esiste più la DAD, quindi tutte le lezioni saranno in presenza e la quarantena viene ridotta sostanzialmente da 7 giorni a 5 giorni, così l'isolamento e la mascherina non c'è più l'obbligo, tranne che per i ragazzini fragili. Poi se c'è un positivo a scuola o un contatto positivo e quindi un alunno viene in contatto con un positivo, che misure si dovranno adottare? Semplicemente l'autosorveglianza, quindi per i contatti stretti sarà previsto un periodo di autosorveglianza di 10 giorni e la mascherina FFP2, ma comunque è sempre in presenza. Come spiega la dirigente scolastica Concetta Ferrara dell'11° Istituto Comprensivo Vivaldi di Padova, la quarantena per le classi e soprattutto la DAD sono state eliminate. Tornano anche i docenti e il personale ATA Novax che erano stati sospesi. Sono tutti in presenza, siamo ormai a pieno regime e ripeto, insomma, io sono molto fiduciosa, spero e cautamente ottimista che questo stato dell'arte possa continuare nei prossimi mesi, anche perché i vaccini, insomma, stanno dimostrando che sostanzialmente Omicron 5 è paragonabile a un'influenza. Quasi tutti i supplenti sono stati nominati, nella provincia di Padova ne mancano però 150, ma a preoccupare i dirigenti scolastici quest'anno c'è il caro energia e dopo le discussioni sulla settimana corta che già molte scuole hanno adottato, i presidi stanno scegliendo anche altre iniziative per contenere i consumi energetici e le bollette. Ho voluto insieme al collegio dei docenti fare di più.
Abbiamo approvato il regolamento per gli organi collegiali online e quindi tutto quello che si può svolgere online lo facciamo online, così evitiamo di tenere la scuola aperta oltre le 4:30 o le 18 per quanto riguarda invece la primaria, lavorando sostanzialmente da casa. E proprio sulla questione energetica, sull'efficientamento energetico, sul rincaro dei costi si è parlato tanto, non solo a Padova, ma questa è una realtà che interessa tutto il mondo della scuola. Noi comunque restiamo a Padova e vediamo di capirne di più nel prossimo servizio. Se negli anni scorsi l'emergenza sanitaria segnava il ritorno in classe, quest'anno gli edifici scolastici dovranno fare i conti con il caro energia a discapito delle finestre aperte che erano necessarie in tempo di Covid. Tema centrale su cui la provincia sta lavorando è l'efficientamento energetico degli istituti superiori, 37 quelli del Padovano dislocati in 64 plessi. È uno dei veri impegni dei prossimi mesi e anni, perché un efficientamento non lo si fa in 3 minuti, nel rispetto anche delle regole. In città, ad esempio, i pannelli fotovoltaici sugli edifici storici non si possono al momento inserire, ma più in generale è un ragionamento che tendiamo a fare tutti assieme. Siamo reduci con le scuole stesse. Qualche giorno fa c'è stata anche polemica sul ragionamento della chiusura eventuale del sabato. Non era un'imposizione, era un'apertura di ragionamento insieme con le scuole, perché diamo i dati. Quando siamo in periodo invernale, noi per riscaldare le scuole padovane spendiamo 18.000 euro al giorno, che fatto tutto l'anno scolastico comportano un impegno per la provincia, quindi per noi tutti cittadini, di 1,5 milioni di euro, che però sommato ad altri 2,5 milioni di euro. E quindi avevamo stimato che la chiusura di eventuali 22 sabati potesse comportare non una riduzione di 400.000 euro, che è il conto economico, ma sapendo che c'è l'aumento spropositato delle bollette, capire se potevamo stare dentro ancora il range di prima. Questo a dire che l'efficientamento è sicuramente una delle formule da mettere in campo per migliorare l'efficienza delle scuole. Il Selvatico è l'emblema in questo momento di interventi strutturali corposi, significativi. In questo caso specifico la provincia, attraverso risorse del PNRR e contributi però anche in questo caso della Fondazione Cariparo, fa un intervento molto significativo, oltre i 12 milioni di euro, che comporterà il restauro conservativo della parte in cui ci troviamo, filologico, nel rispetto di quello che era questo ex macello disegnato e costruito dagli Appelli, e poi invece nella parte che si allunga verso il Piovego ci sarà un abbattimento di costruzione, perché sono delle aggiunte che storicamente non hanno un grosso valore, e per arrivare a fare quindi il nuovo Selvatico confortevole per gli studenti e per tutte le persone che lo frequentano. Piccola pausa pubblicitaria, rientriamo subito con i nostri collegamenti in diretta e con tutte le altre notizie. Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora chiudiamo per un attimo la parentesi sul primo giorno di scuola, torneremo più avanti insomma a parlarne, perché adesso affrontiamo tematiche legate al mondo della sanità, dobbiamo parlare di vaccini, dobbiamo parlare di quello che sta succedendo nell'ULSS 7 Pedemontana, ma prima di tutto dobbiamo collegarci con Padova, dove c'è la nostra collega Valentina Visentin, perché insomma arrivano novità importanti per un'app in grado di tracciare le zanzare e non solo. Quindi in linea a Valentina Visentin in compagnia di un ospite. Valentina, buongiorno, ben ritrovati. Sì, buongiorno, io mi trovo all'Istituto Zooprofilatico Sperimentale delle Tre Venezie e insieme a me c'è Fabrizio Montarsi, biologo responsabile dell'ufficio del laboratorio di parassitologia, per parlare di zanzare, perché mai come quest'estate le zanzare hanno fatto paura qui in Veneto, soprattutto a Padova, visti i numerosi casi di West Nile che si sono registrati nel nostro territorio, ma anche di Toscana virus e dengue, dovuti però da casi di importazione da paesi
paesi esteri, e quello che vedete alle mie spalle è una cartina, una mappa dei luoghi in cui si trovano le zanzare, ed è stata resa possibile dai primi dati acquisiti attraverso una nuova app che grazie all'impegno dei cittadini permette ai ricercatori dell'Istituto Zooprofilatico di tracciare le zanzare, come si spostano le zanzare nel nostro territorio. Sì, allora la mappa che vedete alle mie spalle è una mappa dove sono rappresentate delle trappole che usiamo per la cattura delle zanzare, e le zanzare che poi vengono analizzate per la ricerca del virus della West Nile, e i puntini che vedete colorati rappresentano appunto le trappole che hanno catturato zanzare positive al virus West Nile. Invece, oltre a questo sistema di monitoraggio proprio dell'istituto, c'è anche un altro sistema che è appunto questa app che si chiama Mosquito Alert, che è un'app che si può scaricare sullo smartphone, gratuita, che permette ai cittadini di segnalare la presenza di zanzare facendo appunto una foto delle zanzare, oppure riportando le punture, o segnalando per esempio la presenza di un focolaio di sviluppo delle zanzare che è rappresentato dalle raccolte d'acqua soprattutto artificiali nelle aree urbane. In questo modo tramite i dati raccolti dai cittadini è possibile fare delle mappe dove è evidenziate le aree dove ci sono probabilmente più zanzare, dovute quindi a un maggior numero di segnalazioni dei cittadini. Come mai quest'anno la West Nile ha segnato così profondamente il nostro territorio? Non è un virus nuovo, già nel 2018 c'erano stati numerosi casi, però mai come quest'anno abbiamo avuto così tante infezioni e anche purtroppo decessi. Sì, diciamo che il virus della West Nile è presente da diversi anni, però quest'anno si sono verificate, come dire, delle condizioni che hanno portato a questo numero di casi anomalo, ed è dovuto sia al fatto che saranno stati più animali infetti, quindi uccelli infetti al virus, sia al fatto che questi uccelli frequentavano quelle poche aree umide rimaste, proprio perché quest'anno la siccità ha portato a questo, e in quelle poche aree umide rimaste sono anche i siti di sviluppo delle zanzare, quindi ha portato la siccità a un aumento dell'incontro fra le zanzare e gli uccelli che sono il serbatoio della malattia. E poi ovviamente le zanzare, infettandosi, possono pungere uomo e anche altri animali, e quindi hanno portato a infettare molte persone. Possiamo dire che insomma siamo nella fase finale dell'emergenza? Sì, lo possiamo dire, infatti le zanzare in questo periodo stanno calando drasticamente nel numero, e sappiamo che durante l'inverno non ci sono, ed è quello che comunque stiamo già registrando adesso, quindi ci sono poche zanzare e di conseguenza avremo anche poche zanzare infette e quindi pochi casi umani. Quello che osserveremo, ci saranno ancora dei casi umani, ma sono delle infezioni acquisite durante gli ultimi giorni di agosto. Allora Alex, è tutto dall'Istituto Zooprofilatico, ti restituisco la linea. Grazie a Valentina Visentin, grazie a Francesco Rattai e grazie chiaramente per questo collegamento importante in cui abbiamo avuto sicuramente un quadro più preciso della situazione, dell'evolversi anche della situazione legata alla diffusione del West Nile e non solo. Noi adesso parliamo di vaccini, parliamo di Covid. Restiamo a Padova perché sono aperte le prenotazioni per la quarta dose del nuovo vaccino anti-Covid. È iniziata in fiera la somministrazione, per ora a poco più di 120 padovani, altri 200 posti da sabato al Policlinico dell'ospedale. Il nuovo vaccino anti-Covid viene somministrato in fiera Padiglione 6 su coloro che erano già prenotati per la terza o quarta dose. I vecchi vaccini vengono utilizzati solo per chi deve fare la prima o seconda dose, non per i richiami, anche se chi desidera fare il vecchio vaccino per i richiami potrà farlo. Sono una composizione del ceppo Wuhan e del ceppo Omicron, quindi ci sono gli antigeni di entrambi queste varianti, e quindi può dare una copertura anche delle varianti che sono emerse nello sviluppo virale. In questo momento stiamo offrendo il vaccino nuovo alle persone che si erano precedentemente prenotate, sono attese oggi qui in fiera dalle 100 alle 120 persone,
Se riterramo possiamo comunque dare il booster con il precedente vaccino, che funziona, ha dimostrato di essere buono per coprire le forme gravi di malattia. Prossime consegne sono previste nei prossimi giorni, compreso il vaccino di Moderna, che ha una composizione simile a questo della Pfizer. I nuovi vaccini, circa 75.000 dosi arrivate per la provincia di Padova, nei prossimi giorni verranno forniti a Monselice, Campo San Piero, alle case di riposo e ai medici di famiglia. La composizione del precedente era solo sul ceppo Wuhan, questo nuovo è una composizione di un minor contenuto di Wuhan per dare spazio anche ad antigeni dell'Omicron. Per questo motivo, per il più basso livello antigenico, è raccomandato non per il ciclo primario, ma è indicato per chi fa il cosiddetto booster, cioè la terza o quarta dose. Restiamo a parlare di vaccini, è stata la prima giornata di vaccinazione anche nel Trevigiano con il nuovo vaccino bivalente. Si è partiti da Asolo e intanto però si iniziano già a contare i primi positivi a scuola. Vaccini bivalenti in somministrazione da oggi anche nella Marca, con i primi 195 trevigiani che si sono prenotati per il pomeriggio ad Asolo. A poterne usufruire è chi deve ricevere ancora la prima o la seconda dose booster. Copre il virus originario più Omicron, che è la variante che sta girando di più. Vale la pena di farlo per i soggetti a rischio e soprattutto per gli over 80. Devo dire che la campagna vaccinale da over 80 e col booster, col vaccino precedente, non ha avuto un grande risultato. Siamo intorno al 29-30%. Noi ci auguriamo, soprattutto per gli over 80, che adesso questi aderiscano in modo tale da proteggersi, perché i pochi casi che oggi abbiamo in ospedale, che sono 40 ricoveri, guarda caso sono tutte over 70, tutte persone che sono sopra i 70 anni, che non hanno fatto il booster, che non hanno fatto quindi la quarta dose. L'invito a vaccinarsi è più in generale rivolto agli over 60, ospiti delle RSA, fragili dai 12 anni in poi, operatori sanitari e donne in gravidanza. Il consiglio è: iscrivetevi, c'è la possibilità sulla piattaforma regionale, ma accettiamo anche coloro che arrivano direttamente senza iscriversi, perché i nostri operatori, che ringrazio, sono ovviamente già informati che devono accettare anche coloro che non si sono iscritti. L'inverno è alle porte e la ritrovata socialità nelle aule scolastiche rischia di far circolare maggiormente il virus. Su questo fronte la popolazione scolastica conta già 11 positivi, 2 dei quali alle superiori, riscontrati proprio oggi, gli altri relativi a infanzia e medie. L'ULSS si riserva almeno una settimana per decidere se dare il via a un eventuale ampliamento d'orario dei punti tampone. Io credo che oltre il 50% della popolazione, magari con un piccolo raffreddore, sia stata, toccata da Omicron. Mi auguro che quindi non ci sia una grande diffusione di positività tra i ragazzi. Ci spostiamo adesso nell'ULSS 7 Pedemontana, dove continuano a piovere commenti e lamentele per la disorganizzazione. La voce del silenzio è quella che oramai pazienti, cittadini e utenti dell'ULSS 7 del direttore generale Carlo Bramezza non vogliono più sentire. E così continua la levata di scudi di chi vive sulla propria pelle i disagi di una disorganizzazione che viene raccontata, segnalata e portata all'attenzione dei vertici regionali in tutti i modi. Oltre 3.000 firme consegnate, una valanga di appelli in TV per avere chiarezza, per avere risposte e adesso la pioggia di commenti e post sui social. Proprio qui si sta trasferendo una fetta importante di utenti che protestano direttamente entrando in contatto con le pagine e i profili ufficiali dei diretti interessati. Ma non solo, i commenti e le lamentele spuntano ovunque e noi continuiamo a dar voce a chi la voce del silenzio non la tollera più. Il comunicato dell'ULSS 7 sulle liste d'attesa quasi azzerate continua a non trovare riscontri con le testimonianze della gente. È un peccato che tante, troppe esperienze degli utenti non collimino con questa versione. Io salverei solo il personale sanitario. Sto chiamando da un'ora per una prenotazione richiesta dal 20 gennaio. Ho detto che c'è qualcuno che dovrebbe vergognarsi. Bisogna sollecitare l'URP e mandare email di protesta. Il personale sanitario ci mette il cuore e la competenza per rattoppare dove possibile i buchi e gli strappi di una cattiva amministrazione e programmazione. Mettetevi a posto con gli appuntamenti e rivedete chi gestisce l'ospedale.
Insomma, una realtà forse più reale di tante altre raccontate su comunicati o in conferenze. Ma come sempre, i nostri microfoni restano a disposizione di tutti, anche di chi è chiamato da tempo, troppo tempo, a rompere la voce del silenzio. E adesso torniamo a parlare di scuola. Vi avevo promesso un vero e proprio tour tra le province del Veneto, quindi siamo stati a Bassano, nel Bassanese insomma, poi siamo stati a Padova e adesso ci spostiamo a Treviso, primo giorno di scuola anche nella Marca, insomma dalle elementari alle superiori, tutti contenti, ma qui i ragazzi hanno dimostrato una particolare attenzione, quella di evitare comunque di contagiarsi, quindi sì libertà, sì a rinunciare alle mascherine, ma attenti a mantenere vive e attive le precauzioni. Vediamo. Bello. Senza mascherina poi? Me lo sono portato in caso di emergenza. Contenti ma attenti. Si sintetizza così l'avvio del nuovo anno scolastico. Dopo 2 anni la prevenzione in alcuni casi è ancora alta, come alle elementari Pascoli di Treviso, dove questa mattina alle 7:30 l'entrata principale era deserta e si è utilizzato l'accesso carraio perché permette un maggior distanziamento. Ma questo non ha scalfito la soddisfazione generale per il ritorno alla normalità. Cosa significa ricominciare in una pseudo-normalità? Siamo più rilassati. Perché gli altri anni non era così, il primo anno con i banchi attaccati, nuovi amici senza mascherine, diciamo. Per te cosa significa riuscire a vedere in viso i tuoi compagni, riuscire a stargli vicino, insomma a giocare insieme? Prima c'era tutta una serie di limitazioni. Che si vedono i veri amici. A lui piaceva andare a scuola anche con la mascherina, però lui soprattutto è molto contento della libertà. La mascherina tu la porti lo stesso? Sì. Perché la porti ancora così? Perché è meglio? Sì. Però insomma è bello sapere che i nipoti tornano alla normalità come quando andavamo a scuola noi, no? Speriamo, perché non sono mica tanto convinto, sai. No, non sono tanto convinto. Particolarmente contenti i remigini. Sei contento, Davide? Sì. Che classe fai? Non mi ricordo. Come non ti ricordi? La prima forse. No, forse la prima elementare. Tu fai la prima? Sì. Beh, hai paura poi di andare a scuola? No, è bravo. Di più gli piacciono i giochi, ma vabbè, piano piano. Normalità può essere anche un regalo. È per il mio compagno. Ah sì? Sì. Perché? Che succede? Perché tornate insieme a scuola? Sì. Emozioni che si ripetono anche per insegnanti e personale scolastico. Il primo giorno di scuola anche per me, quest'anno, guardi la bellezza di questi volti. Perché i bambini, anche loro hanno bisogno di normalità. Quanto difficile è stato insegnare questi 2 anni? Un po' con le mascherine, effettivamente, sì, ma insomma abbastanza bene, dai. I bambini come si sono comportati? Era difficile tenerli? Bravi a rispettare le regole. Rispetto delle regole richiamate anche dagli alpini in diverse scuole cittadine come alle Coletti di San Liberale. Presenti, attenti! Alza bandiera! Questi piccoli bisogna cercare di tirarli su dritti, perché una pianta, se gli metti giusto il bastone giusto, cresce dritta, se la lasci andare cresce come vuole. Per la preside delle Coletti l'altra parola di questo avvio è speranza di colmare le cattedre vuote. Sarebbe auspicabile un maggiore aiuto in termini anche proprio di personale scolastico che ci aiuta a poter adempiere al meglio a fornire un servizio scolastico all'insegna dell'efficienza e dell'efficacia. Giudizio positivo per l'avvio, per questo nuovo inizio dell'anno scolastico, anche da parte degli studenti delle scuole superiori di Treviso. Bene, siamo gasati. È andato bene, io e il mio compagno abbiamo fatto accoglienza ai nuovi ragazzi che entrano in questo nuovo percorso e sembrano tutti emozionati, sono un po' agitati, però è stato bello poter trasmettere
che il nostro. In che senso avete fatto accoglienza? Perché da rappresentanti, io e un altro mio compagno, siamo andati dai nuovi ragazzi a spiegare un po' come funziona la scuola, dove sono le aule. Sì, carino. Sono contenta di essere finalmente tornata a scuola in presenza, senza mascherine, in verità nella nostra scuola c'è ancora il distanziamento dei banchi, ma non è che conti molto. Secondo me il problema principale erano le mascherine che quasi ci toglievano il fiato. Le mascherine sono ancora in autobus, quindi non è stato un gran cambiamento, però per quanto riguarda la scuola, secondo me essere senza mascherine è meglio, perché ora abbiamo anche i compagni di banco e questo ci fa avere un rapporto migliore con tutti i nostri compagni, comunichiamo in modo più veloce, più facile senza mascherine, quindi direi che è stato un cambiamento positivo e ci piace. Abbiamo i banchi staccati, non siamo ancora con i banchi attaccati, però insomma già è un bel passo potersi vedere in faccia. La mascherina era un impedimento alla relazione. Speriamo che non ritorni l'obbligo e neanche le DAD, perché le DAD sono state abbastanza rovinose per i bambini, quindi auguriamoci che sia un anno normale essenzialmente. Io questa mattina li ho visti sorridenti, entusiasti, mi è piaciuto l'affetto di alcuni docenti che li hanno accolti con grande amore, oltre che alla professionalità, quindi l'augurio per loro e per i professori è di un grandissimo enjoy. E adesso ultimo break pubblicitario, torniamo con tutte le altre notizie, i nostri approfondimenti, insomma tanti servizi da vedere insieme, restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, oramai lo sapete, saremo in vostra compagnia fino alle 13:30, quindi c'è tempo e spazio per tante altre notizie, l'attualità, i nostri approfondimenti, le nostre inchieste, ma restiamo ancora per un attimo a parlare di scuola, questa volta non per quello che riguarda insomma la voce degli studenti, quindi è un discorso di più ampio respiro, perché si segnalano situazioni anche critiche sotto certi punti di vista, pochi docenti di ruolo, tanti supplenti e arriva il grido d'allarme da parte dei sindacati, un inizio anno sotto questo punto di vista sicuramente zoppicante. Il Ministero aveva stabilito che per il Veneto dovevano esserci quasi 10.000 nomine in ruolo, dall'infanzia alle superiori, compreso il sostegno. Abbiamo sì e no 2.000 nomine di ruolo, significa che quasi 8.000 posti sono dati a supplenza. Come ogni settembre all'inizio dell'anno scolastico si porta dietro problemi annosi, discussi sempre ma mai risolti. In primis la mancanza di insegnanti di ruolo. Tanti proclami fatti quest'estate, spiega Marco Moretti, segretario della CGIL Scuola, ma poi come sempre un nulla di fatto e a pagare saranno gli studenti. La percentuale di insegnanti di ruolo è bassissima. Dico un dato per quanto concerne solamente la provincia di Treviso. Il 1° di settembre l'ufficio scolastico ha dato la bellezza di 2.500 posti di supplenza, tanti quanti sono stati più di quelli che sono state le nomine in ruolo. Capite che c'è una discrepanza non da poco. Ad aggravare una situazione già difficile anche la questione concorsi. Se non fossero stati banditi, commenta, ma ci fosse stata una regolarità, avremmo docenti di ruolo che darebbero continuità dal 1° settembre per più anni. Invece ci ritroviamo ad avere 3.000 nomine in ruolo se va bene e circa nel Veneto quasi 20-21.000 posti di supplenza. A questo si va ad aggiungere un altro problema non da poco. Perché abbiamo ancora concorsi straordinari che si stanno completando e quindi succederà anche un'altra cosa anomala. Ci saranno dei supplenti che vengono nominati adesso e quando sarà terminata questa fase procedurale ci saranno il docente nominato di ruolo che subentrerà. Capite che anche questo in corso d'anno è un problema. Non solo, ma anche concorsi con molti punti oscuri, tuona Moretti, quesiti con domande sbagliate, risposte sibilline, insomma, invece di supportare la carenza di personale, questi concorsi hanno creato dei crateri. Sulla questione settimana corta per la crisi energetica, la CGIL è ferma. Io credo che questo sia un andare a colpire nuovamente la scuola. Come linea politica siamo assolutamente contrari, perché non credo che siano questi gli aspetti su cui andare a colpire per una riduzione energetica.
Andiamo a chiudere la parentesi ampia che abbiamo dedicato al mondo della scuola con il prossimo servizio. Perché sappiamo che sugli autobus, sui bus, l'obbligo di mascherine rimane in vigore. Ebbene, a Treviso sono già scattate le prime multe, soprattutto nei confronti di minorenni. Mi si appannano gli occhiali. È questa la giustificazione più utilizzata soprattutto dagli autisti dei bus che conducevano i mezzi senza la mascherina FFP2 ancora obbligatoria, così come sono stati sorpresi e multati i passeggeri, molti dei quali minorenni, senza alcun dispositivo di protezione. Eppure all'interno dei servizi di trasporto pubblico questo provvedimento è ancora obbligatorio. L'operazione è scattata nei giorni scorsi da parte dei Carabinieri NAS di Treviso d'intesa con il Ministero della Salute. I controlli sono stati effettuati nella provincia di Treviso, Venezia e Belluno. Sono stati monitorati almeno una cinquantina di bus presso le principali fermate, sia nei capoluoghi di provincia, ma anche a Montebelluna, Oderzo, Feltre, San Donà di Piave. In totale sono state riscontrate e contestate 21 violazioni amministrative, 12 in provincia di Treviso, 2 nel veneziano, 7 nel bellunese. 8.400 l'ammontare complessivo delle sanzioni, 400 euro per ogni violazione. In provincia di Treviso sono stati 3 gli autisti che svolgevano il proprio incarico senza indossare la prevista mascherina nonostante il ruolo svolto come operatore di un servizio pubblico. Non solo, ma nella Marca sono stati fermati e multati anche un minorenne ed altri 8 passeggeri, tutti in autobus senza alcun dispositivo, incuranti della normativa che cerca di ridurre il rischio di contagio fra la collettività. Torniamo a parlare adesso di una tematica che stiamo seguendo giornalmente, quotidianamente, quella di aziende, amministrazioni comunali, esercenti, famiglie in difficoltà per quello che riguarda far fronte al rincaro dei prezzi, al rincaro delle bollette, che siano bollette energetiche, bollette del gas e quant'altro. Diamo voce da mesi oramai a tanti piccoli e grandi imprenditori che si ritrovano a fare i conti, ma si ritrovano in difficoltà a farli quadrare questi conti. Bollette e spese che spesso sono addirittura quadruplicate rispetto all'anno scorso. Noi oggi siamo stati a Padova e adesso nel prossimo servizio il nostro collega Francesco Ratai ha raccolto la testimonianza del titolare di una panetteria pasticceria, anche lui in difficoltà visto l'aumento spropositato dei costi. Vediamo. Si passa da 10.600 euro a 35.600 euro, avendo lo stesso periodo di contratto, le stesse condizioni, tutto uguale, sono 25.000 euro in più per lo stesso quasi consumo energetico. Dico quasi perché le differenze sono minime, dell'ordine dell'euro dovrebbero essere, no di 25.000 euro. Tutto questo qua che ci sta succedendo è inaccettabile. Chiediamo informazioni, cerchiamo di capire come fare, ma nessuno ci sa dare una risposta. Parliamo con la politica che ci promette che appena cambierà, arriverà il governo nuovo, farà, ma gli stessi che ci stanno promettendo che faranno sono gli stessi che oggi comunque sono al governo. È quasi un urlo disperato quello di Giuseppe Bonaccorso, titolare di 6 bar panetterie a Padova. Il costo energetico cresce mese dopo mese, toccando vette mai viste. Le associazioni di categoria cercano di dialogare con la politica, che però sembra immobile di fronte ai problemi reali del mondo del lavoro. Tra le iniziative per ridurre i costi c'è anche quella di eliminare prodotti dal menù. Noi abbiamo proprio tolto alcuni prodotti che costavano troppo per produrli a livello energetico, abbiamo compattato le nostre produzioni al massimo più possibili e, come le dicevo, dalla linea abbiamo proprio levato alcune referenze, cioè i clienti arrivano e alcuni prodotti che trovano tutti i giorni non li stanno trovando, ma non li stanno trovando per il caro energia, incredibile, tu non riesci più a produrre per quanto costa l'energia. Un altro tema che preoccupa il comparto è l'aumento dei prezzi delle materie prime. Dal latte, il burro, poi il burro è come comprare un panetto di burro ormai è allo stesso prezzo di un lingotto d'oro. Burro, mozzarella, latte, pomodoro, farina, ma poi il pomodoro in un mese è raddoppiato, stanno succedendo delle cose incredibili, non so come andare avanti, per ritornare
dovremmo mettere sui nostri clienti, che anche loro sono vessati da aumenti di bollette, aumenti quando fanno la spesa, dovremmo raddoppiare il costo del caffè, raddoppiare il costo delle brioche, ma non è possibile, perché o chiudo perché non posso pagare le bollette o chiudo perché non viene più nessuno, ci devono spiegare come andare avanti. Se il Covid aveva fermato le attività economiche, ci dice Bonaccorso, almeno in quel momento si riusciva a vedere una via d'uscita che in questa crisi invece non è all'orizzonte. Il mese di giugno avevamo 20.000 euro, il mese di luglio 30.000 euro, il mese di agosto, come vi ho fatto vedere, 35.000 euro. E le prospettive, perché l'altro giorno ero in diretta e Fratoianni in diretta mi ha risposto che il prossimo mese pagherò ancora di più. Ma dove dobbiamo arrivare? E adesso cambiamo decisamente discorso, perché lasciamo per un attimo da parte queste problematiche e queste situazioni sicuramente difficili per tutti, in questo caso per il mondo degli esercenti e degli imprenditori, per parlare della Fiera del Soco a Grisignano. Nel comune vicentino, al confine con Padova, sono attesi oltre 850.000 visitatori per una delle esposizioni più antiche e più affascinanti del nostro panorama. Vediamo. Vai. All'antica Fiera del Soco c'è davvero di tutto, anche la compravendita delle vacche con i mediatori, come si faceva decine di anni fa. 10 km di esposizione, oltre 600 espositori e l'obiettivo di superare il record di 850.000 visitatori registrato nel 2019, prima dello stop di 2 anni per la pandemia. Sono stati 2 anni terribili, direi, perché per noi che viviamo a Grisignano, ma soprattutto per tutto questo territorio che si riconosce nella Fiera del Soco, tornare a questa edizione proprio c'era una voglia veramente tanta e quindi un successo di presenze. La fiera affonda le sue radici perfino nella leggenda, nella festa votiva legata a un'apparizione della Madonna in queste zone nel lontano 1267, e c'è chi, emigrato da Grisignano all'estero, sacrifica le ferie per tornare in occasione della fiera nel comune vicentino di origine. C'è di tutto, il detto della fiera è sempre quello a Ghese de tutto come la Fiera del Soco. Da noi arrivano veramente da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Tra i tanti appuntamenti la Fiera del Bestiame, che richiama addetti ai lavori ma anche famiglie, turisti, bambini con tanta curiosità, e tra gli allevatori c'è chi viene a esporre da 60 anni e chi, giovane, si affaccia a questo mestiere difficile, oggi condizionato dalla guerra e dai costi in rialzo. Da quanti anni viene alla fiera? Circa 60-62 anni. Sempre con lo stesso... tradizione. Chi viene a vedere? Sempre contadini, anche gente che non sa, che non conosce neanche, chiedono informazioni, cosa valgono, cosa questo qui, insomma. Ecco. Quindi anche famiglie, bambini? Bambini, soprattutto i bambini, ecco. Sono curiosi? Sono curiosi perché loro pensano che il latte arrivi dalla fabbrica e non dalle mucche. Io sono qua perché mio nonno era un commerciante di bestiame e dopo mi ha appassionato del suo lavoro, proprio della sua vita lavorativa che aveva nei campi, e anche commerciante di bestiame, e quindi ho sempre continuato con questa passione e continuo ancora a farlo con passione. Lo scopo della fiera è far conoscere il territorio, la sua gastronomia, il mondo dell'agricoltura, le tradizioni, ma anche il futuro di un mondo che non dobbiamo dimenticare e che rappresenta una fetta importante dell'economia veneta. E se alla Fiera del Soco si punta a raggiungere quota 850.000 visitatori, a Marostica per la partita a scacchi si è segnato un vero e proprio record, tutto esaurito, sold out in occasione di tutti gli spettacoli. Si è chiusa un'edizione davvero indimenticabile. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Giocare prudenti e arditi, con saldo cor e intrepida fe. Missieri a vous, senteve e scominsier. Corre l'ora decima del 12 settembre dell'anno di grazia 1454 e ha inizio la più bella competizione del mondo, a Marostica, in Piazza degli Scacchi, lì dove storia, leggenda e magia sono riusciti ancora una volta a sorprendere e meravigliare il pubblico accorso per l'ultima serata dell'edizione 2022.
Un tuffo nel passato, quando Marostica era una delle fedelissime della Repubblica di Venezia. Una sfida che ha fatto battere il cuore di due valorosi guerrieri, Rinaldo d'Angarano e Vieri da Vallonara, innamorati perdutamente della bella Leonora, figlia del castellano Taddeo Parisio, che per la sua mano si sfidarono a duello nel nobile gioco degli scacchi. Quello che la Pro Marostica del presidente Simone Bucco, con gli oltre 600 figuranti e quasi 1000 volontari nel complesso, insieme all'amministrazione comunale del sindaco Matteo Mozzo, sono riusciti a fare è stato trasformare un evento in una vera pagina di storia per il territorio. A colpire il pubblico, sold out in tutte le serate, sono state anche le diverse novità, nuovi costumi e calzature per i personaggi, nuova coreografia dei vessilliferi, nuove tecnologie e accorgimenti scenici. Senza contare l'installazione dei 3 maxi schermi che hanno raccontato la storia e le origini della sfida con la regia di Maurizio Panici. Attori ispirati, regia della partita visionaria, una mostra in campo di uomini d'arte, fanti e cavalieri, fuochi e luminarie, ballerini, suoni e danze e al termine della sfida un tripudio di grida festose capaci di rinnovare negli anni il sapore antico di un'appassionante storia d'amore. E alla fine l'emozione diventa già attesa per il 2024. Da Marostica ci spostiamo a Jesolo, a lezione non solo di sport, ma anche di etica e di volontariato per diventare cittadini del futuro. A Jesolo, appunto, 70 ragazzi hanno seguito l'evento organizzato dalle Fiamme Oro della Polizia con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Sport ed etica si fondono nell'evento conclusivo del camp promosso dalle Fiamme Oro Polizia di Stato, non a caso ribattezzato Cittadini del Futuro. A Jesolo, una settantina di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni si sono divisi in gruppi per capire, tra le altre cose, come effettuare correttamente le chiamate al 118, visionare un mezzo attrezzato della Protezione Civile, comprendere il montaggio e lo smontaggio di un idrante e di una tenda da campo. Dopo le spiegazioni tecnico-pratiche, tutti sono stati catapultati nell'emergenza, chiamati ad agire in prima persona per applicare quanto appreso. I ragazzi provengono da un po' da tutta Italia, c'è un gruppo del nostro gruppo sportivo, del nostro centro sportivo giovanile, ma molti ragazzi arrivano qui che già praticano atletica leggera e sono qui per raffinare le loro competenze tecniche e quindi seguiti dai tecnici delle Fiamme Oro. Quotidianamente hanno utilizzato l'impianto di Jesolo per provare le varie specialità e affinare la tecnica con i suggerimenti dei campioni che hanno fatto l'atletica di alto livello. La giornata è stata anche un'occasione per avvicinare i giovani al mondo del volontariato. Erano presenti la Protezione Civile di Jesolo, la Croce Verde di Cavallino Treporti, il gruppo volontari Protezione Civile di Jesolo, il corpo volontari di Eraclea, i civici pompieri volontari di Cavallino Treporti. I 70 ragazzi presenti provengono da tutta Italia e già praticano atletica leggera. Abbiamo visto dei ragazzi interessanti, motivati e questo è il primo elemento che può portare a fare dei risultati. La cosa importante è che i ragazzi capiscano che con lo sport hanno la possibilità di imparare a perseguire gli obiettivi e mettersi in discussione, affrontare con il giusto impegno quello che è il percorso che li deve portare agli obiettivi. Tutto pronto a Mestre per la maratonina, l'evento che si disputerà domenica 18 settembre, un ritorno alla normalità anche in questo caso, senza restrizioni e all'insegna della solidarietà. Torna la maratonina di Mestre come l'avevamo conosciuta pre-pandemia, quindi con la corsa da 10 km e quella da 21 e anche un'occasione naturalmente per ravvivare un po' la piazza Ferretto e tutta la municipalità di Mestre, perché ci saranno anche degli eventi collaterali, quindi la speranza è quella di vedere tante persone che partecipino non solo alla corsa ma anche che partecipino a tutta la manifestazione. L'appuntamento è domenica 18 settembre per la 13ª edizione. La novità più rilevante rispetto allo scorso anno è il ritorno della corsa competitiva sui 21 km, che toccherà i punti principali del territorio mestrino, attraversando soprattutto le piste ciclabili Parco Albanese e Parco San Giuliano. Sport, divertimento, solidarietà,
un'apertura anche chiaramente al commercio, perché chi viene in città consuma, e sicuramente anche un presidio di determinate zone col passaggio delle persone. La partenza è fissata alle 9:15 in piazza Ferretto, dove è previsto anche l'arrivo intorno alle 12:30. Al termine si svolgeranno tutte le premiazioni. L'obiettivo è quello di raggiungere quota 1400 iscrizioni, 400 per la competitiva e 1000 per la non competitiva. Anche quest'anno l'evento è legato alla solidarietà. I proventi delle iscrizioni vengono destinati in solidarietà e vengono destinati soprattutto a 2 associazioni del territorio che sono estremamente importanti, ovvero sia AVAPO, l'assistenza domiciliare dei malati oncologici, e il poliambulatorio di Marghera di Emergency. Per ulteriori informazioni sul regolamento si può consultare il sito www.maratoninamestre.it. E adesso ci spostiamo a Vicenza, dove è partita la sostituzione di 2000 cestini con cestini per la raccolta dei rifiuti intelligenti. Scopriamo tutto nel prossimo servizio. Parte dal centro storico la rivoluzione dei cestini per toccare tutti i quartieri, con la sostituzione di 2000 raccoglitori di rifiuti da palo fissati alla segnaletica, come questo. Si tratta di cestini intelligenti, grazie al tag di cui sono dotati. Per semplificare, avvisano quando è ora di svuotarli. Abbiamo voluto dare un'azione di decoro urbano vera e propria in tutti i quartieri della città. Da qui al prossimo anno in tutti i quartieri ogni mese interverremo con i cestini di capienza 30 litri che si trovano in giro attaccati alla segnaletica verticale o ai lampioni della città, perché molti ormai sono vecchi e superati, addirittura poco funzionanti. Ha una novità in più: un chip che misura anche quando si arriva a livello di riempimento, che permette poi all'operatore di intervenire tempestivamente per evitare l'accumulo di rifiuti. Una novità per l'arredo urbano e per la cura della città, che accoglie sempre più turisti. Qualsiasi cosa migliori il sistema igienico ambientale della città, delle strade del centro, è senz'altro positivo per i cittadini e anche per chi passa per Vicenza, e quindi è un ricordo poi più positivo della città. Un sistema per mantenere pulita la città è sempre positivo, quindi speriamo che abbiano successo. Anche per i turisti? Anche per i turisti, sì. Almeno quello quando si sa quando sono pieni, e quindi vengono subito a sostituire i sacchetti. Penso che sia una cosa giusta, che doveva farlo prima, o no? Appuntamento importante a Santa Maria di Sala, che ospita il secondo vernissage post-Covid a ingresso gratuito. Lui è Vittorio Varrè, artista visionario, prolifico e allucinato, astrattista, manierista e surrealista, già ribattezzato il maestro operaio. Il perché è evidente anche agli occhi dei più distratti. Ci tengo molto a essere presente proprio per cercare di dare il massimo dell'omogeneità. Quando l'arte e la cultura contemporanea incontrano i fasti della storia e si fondono, si incontrano nella prestigiosa Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. Apre il mese di settembre con il secondo vernissage post-Covid e completamente gratuito per residenti appassionati. Siamo davvero onorati di essere stati scelti da un artista che non è del territorio, egli è piemontese, e che dal 2001 ha esposto, oltre che in Italia, negli Stati Uniti, in Russia, in Brasile e in Giappone. In esposizione tra i diversi piani della storica Villa Veneta, più di 100 opere del maestro Varrè composte in oltre 20 anni di attività, ma non chiamatela antologica, è un viaggio nel tempo, dice lui. Un wormhole, come si dice nel mondo della fisica, saltando in questi spazi temporanei. Ho voluto fare un ragionamento su me stesso anche, portando dei lavori che partono dal 93 a oggi. Dal trittico dell'ipnotico dragone contro l'uso di psicotropi alle donne che hanno fatto la storia. E Angela Davis, come tutti sanno, una donna forte e coraggiosa. All'inno alla vita e all'amore. Un bacio profondo tra due figure e abbiamo un piccoletto in arrivo. Fino agli ultimi lavori. L'ultima nata, ed è Never Again, ed è una un filone che porteremo avanti. Con in testa il numero 1. Questo è lei, un autoritratto? Ma definirei di sì, un po' il folle, il matto. Tra passato e presente, momenti intimi e sociali, la mostra sarà visibile fino a domenica 18 settembre.
Ci spostiamo adesso a San Pietro di Felletto, dove si è rinnovata la tradizione della vendemmia solidale. 500 i partecipanti per un'iniziativa il cui ricavato andrà all'Ente Nazionale Protezione Animali. Tanti i volti noti, a iniziare da Sammy Basso. È una buona causa, ma come quelle che sposano sempre qui alle Manzane. Anche Sammy Basso per la quinta volta non è voluto mancare alla vendemmia solidale sulle colline di San Pietro di Feletto. Oltre 500 i partecipanti per questa 11ª edizione che coniuga la produzione del prosecco superiore al sostegno di associazioni e gruppi di volontariato. Quest'anno la raccolta di quasi 100 quintali di glera porterà in parte, e sommata all'incasso della domenica di beneficenza, all'acquisto di strumentazione diagnostica nel nuovo ambulatorio sociale per cani e gatti di Ponzano Veneto. Vogliamo appunto gestire una sorta di luogo dove le famiglie meno abbienti riescano ad avere il supporto necessario sia alla salute e alle cure dei vari animali che hanno, ma anche aiutare nelle sterilizzazioni o comunque dargli un supporto anche noi con cibo e cure, in modo tale che non abbandonino il loro animale a quattro zampe. Tra i testimonial anche il vendemmiatore Nicola Canali. Mi hai preso proprio alla sprovvista, sono qua anche emozionato. Io sono sempre contento quando mi intervistate voi, perché i miei genitori guardano solo Antena 3 e quindi dico sempre Antena 3 a casa mia è Rai 1, e quindi se mi intervistassero quelli di Rai 1 non sarei mica così agitato, perché so che papà mi guarda e non voglio deluderlo. Vendemmia rigorosamente a mano, tornata nella tradizione dopo uno stop durato 2 anni. C'è stato il Covid, allora non ci siamo sentiti di fare una cosa, passatemi il termine, un po' più leggera. Abbiamo fatto altro finché questa pandemia mi sembra che oramai sì c'è, però diciamo che è abbastanza contenuta anche i danni. Allora abbiamo deciso di fare con l'EMPA e dare anche un po' più di leggerezza a questa giornata, un po' più di festa e felicità. In chiusura, 2 rapidi flash. Il momento è molto delicato, ci aspettiamo una stagione influenzale ad alta intensità. Questa è una dichiarazione che ha rilasciato poco fa una sorta di allarme lanciato da Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione al Ministero della Salute. Prosegue Rezza, quest'anno abbiamo tutte le condizioni per numeri alti, perché saremo senza protezioni come mascherine e distanziamento, con una popolazione ampiamente suscettibile, perché il virus influenzale ha circolato poco negli ultimi 2 anni, quindi è importante vaccinarsi. Una dichiarazione e un lancio d'agenzia, ripeto, di Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione al Ministero della Salute. Chiudiamo solo con un brevissimo riepilogo. La quota dei contagi, il delta dei contagi Covid cresce di 2.245 unità in più rispetto a ieri, siamo sotto comunque la soglia dei 3.000 nuovi positivi, si contano 6 vittime per questa edizione di Focus TG. È davvero tutto, io vi lascio agli appuntamenti serali dell'informazione su Rete Veneta. Noi con Focus TG ci rivediamo domani puntuali alle 12.